Al via la 34esima edizione della Sagra di Bivona, una 3 giorni con tante iniziative e un vasto programma. Ieri l'inaugurazione con una sfilata di gruppi folcloristici, l'esibizione del locale corpo bandistico Gioacchino Rossini, quindi un interessante convegno dedicato alla pesca e ai suoi valori nutrizionali, alla presenza dell'assessore regionale all'agricoltura e di bandiera, del sindaco Mirko Cinà, con la partecipazione di qualificati ospiti, tra cui lo chef Peppe Giuffrè, a seguire l'apertura del Salone del Gusto per degustare le pietanze realizzate dagli chef con l'uso della pesca bivona. Quest'anno abbiamo fatto una sagra un po' diversa, con un nuovo percorso, tanti stendisti devo dire, dove al centro c'è la nostra pesca, con molti produttori che stanno esponendo. La sagra è partita con un convegno interessante, abbiamo avuto la possibilità di avere nel convegno l'assessore di bandiera, anche docenti universitari, il presidente dell'ITS Costa, un'azienda agricola di Salvatore Baio e l'assessore Cannella. Devo dire un convegno interessante dove l'assessore ci ha delucidato su molti aspetti importanti del PSR e di tante iniziative che si stanno portando avanti. Saranno 3 giorni pieni di iniziative, di eventi, ci sarà un salone del gusto con degli chef che sono veramente eccezionali. Vale la pena venire a Bivona per poter degustare la pesca in tantissimi modi, dal risotto a formule veramente eccentriche fatte dagli chef in maniera magistrale. Il sabato e la domenica ci saranno molti eventi con artisti di strada, ci saranno gruppi folcloristici, bande musicali, yacht animati. Quello che stiamo cercando di fare è quello di coinvolgere tutti i prodotti di eccellenza che ci sono nel territorio per cercare di valorizzarli, perché in questa terra così difficile, che ha tante potenzialità ma che ha tante difficoltà per poter partire e per far rimanere qua i nostri giovani, l'agroalimentare e le eccellenze del territorio accanto al turismo sono le opportunità che noi possiamo offrire ai nostri giovani per rimanere in questa terra. Molte sono le iniziative che si stanno portando avanti. Parlavamo prima con l'assessore Bandiera dei finanziamenti importanti sulla viabilità, perché questo è un territorio, a differenza di altre province dell'Agrigentino, che soffre questa marginalità territoriale, e sono tante i decreti di finanziamento che in questo momento stiamo avendo per cercare, ripeto, di uscire dalla marginalità territoriale. Accanto a questo abbiamo l'importante progetto della SNAI, delle aree interne, su cui stiamo andando a spendere molte risorse assieme agli altri 11 sindaci del territorio. Proprio sulla viabilità ci saranno 14 milioni di euro e poi altri interventi sulla sanità, sull'energia, molte altre policy importanti per valorizzare e per dare le stesse opportunità alle imprese di questo territorio, delle altre imprese che vivono una situazione territoriale di viabilità migliore. Questo è il nostro obiettivo e l'obiettivo che devono avere gli amministratori locali di questa zona, e devo dire che si lavora in sinergia per far questo. Il nutrizionista ha messo in evidenza anche le qualità organolettiche della pesca di Bivona. Effettivamente il dottore Pilletteri è stato bravo a rappresentare quali sono le potenzialità anche dal punto di vista della salute della nostra pesca, e devo dire che l'opportunità che stanno avendo gli agricoltori di Bivona e i produttori di Bivona nel poter esportare la pesca non solo in Sicilia ma anche in altre parti d'Italia e anche all'estero dà la possibilità a tante persone di poter degustare un prodotto che è veramente salutare, e questo mi fa piacere. Si è parlato anche dell'ITS, c'è stato un docente universitario, l'ITS è stato finanziato recentemente anche qui con la presenza dell'assessore Lagalla, insomma diversi milioni di euro per una finalità. Quale? L'ITS in questo momento è una sfida importante che stiamo portando avanti accanto all'Istituto Pirandello, e ringrazio la nuova preside Monreale che abbraccerà questo progetto, ci siamo sentiti abbracciare questo progetto con entusiasmo, con le tante imprese che fanno parte della fondazione dell'ITS, che rappresentano proprio il tessuto produttivo della Sicilia, delle aziende più importanti della Sicilia occidentale.
occidentale, e quindi noi dobbiamo formare dei giovani, metterli a contatto con le imprese per cercare di trovare dei sbocchi lavorativi che siano risolutivi e per far finire quell'emigrazione dei tanti giovani, delle tante intelligenze che vanno verso il nord e verso il nord Europa. Poi la presenza del cuciniere, così vuole essere chiamato, Peppe Giuffrè, che ha preparato un'ottima torta a forma di Sicilia, un ottimo dissetante, insomma ha arricchito particolarmente il momento del convegno. Peppe Giuffrè sicuramente, come la pesca di Bivona, è un'eccellenza della frutta, dell'ortofrutta. Peppe Giuffrè è un'eccellenza della cucina in Sicilia, rappresenta pienamente l'umiltà e la maestria nel cercare di elaborare dei piatti che sono veramente buoni, e oggi ci ha fatto degustare una torta a forma di Sicilia che valeva la pena assaggiare. Ecco, un ultimo momento, la novità è questo spazio dove si può gustare il risotto, la pesca, insomma con qualificati chef, un'offerta nuova che vuole anche dare una possibilità in più a chi viene a Bivona per passare qualche serata oltre allo spettacolo anche per l'enogastronomia. Ma l'idea è proprio questa, è quella di valorizzare proprio al massimo quelle che sono le potenzialità della nostra pesca, quindi abbiamo contattato questi chef proprio per farli sbizzarrire nell'arte culinaria, per dare la possibilità di farla degustare in tantissimi modi diversi, e devo dire che ci sono riusciti, perché ci sono delle pietanze al centro la pesca che sono veramente vale la pena degustare. Ecco, un'ultima domanda, si è puntato il dito sul consorzio di tutela che nonostante la denominazione IGP riconosciuta, insomma tutte le regole, il disciplinare, ecco, non mi viene la parola, è pronto, stenta a decollare per una certa diffidenza da parte dei produttori. Ecco, lei si è impegnato in questo nella speranza che un altro anno questo consorzio di tutela venga realizzato. Allora, noi ci stiamo credendo tantissimo, abbiamo fatto tutti i passaggi sia regionale che ministeriale. Ci attiveremo immediatamente a settembre per convocare di nuovo gli agricoltori, per sostenerli, perché il problema è che i produttori sono scoraggiati, perché negli anni passati l'associazionismo, la cooperazione non è andata a buon fine, però cercando di lavorare tutti assieme in maniera sinergica e anche con l'appoggio dell'assessorato all'agricoltura che questa sera ci è venuto a testimoniare l'assessore Bandiera, secondo me avremmo l'opportunità di poter fare il consorzio di tutela e dare la possibilità di avere quindi un associazionismo e puntare anche su altri mercati. Allora diamo appuntamento a chi ci sta seguendo a venire a Bivona a gustare la pesca. Assolutamente sì, vi aspettiamo. Assessore Bandiera, qui alla Festa della Sagra di Bivona, giunta alla 34esima edizione, un evento ormai diventato importante per un frutto importante anche con riconoscimento IGP. Un evento certamente importante che, come sapete, il governo della regione sostiene. Non posso non fare i complimenti al sindaco Cinà, all'amministrazione tutta, per l'ottima organizzazione di questa iniziativa. In questo anno e mezzo della nostra attività di governo con questa amministrazione e con il sindaco Cinà abbiamo tenuto un rapporto costante di confronto, dialogo, che doveva mettere al centro la possibilità di creare valore aggiunto attorno alle nostre produzioni di eccellenza, e in questo sicuramente la pesca, che ha già ottenuto la certificazione europea di indicazione geografica protetta, è certamente uno degli elementi di punta dell'agricoltura siciliana, e quindi il dovere di essere presente, di assicurare il sostegno del governo Musumeci e di continuare questo percorso insieme all'amministrazione, insomma a questa operosa comunità, per far sì che sempre più l'agricoltura possa essere remunerativa, e attraverso la valorizzazione di un prodotto di straordinaria qualità e caratteristiche organolettiche far sì che l'attività agricola appunto sia remunerativa e favorire il mantenimento degli agricoltori, la crescita economica di questa comunità e quindi anche quella occupazionale, presupposto fondamentale perché queste comunità possano vivere, possano essere chiaramente presenti i cittadini, possano continuare a stare in questi luoghi che hanno pregio sicuro, affinché sempre meno giovani lasciano questa terra e si possano dedicare ad un'attività agricola che sia soddisfacente e che sia certamente, come dicevo, remunerativa.
settore attrattivo l'agricoltura anche grazie alle nuove misure europee, ai nuovi bandi che state predisponendo? Assolutamente sì, come sapete abbiamo ereditato un programma di sviluppo rurale in diverse scelte discutibili, abbiamo in qualche caso rimodulato, in altri casi abbiamo messo in campo e stiamo mettendo in campo dei nuovi bandi che siano e che sono sempre più aderenti alle esigenze reali dell'agricoltura siciliana, che è fatta di tante belle ed eccellenti piccole e medie aziende che attraverso un PSR più attento a loro possano intraprendere e percorrere la strada dello sviluppo e dell'innovazione per poter essere competitivi nei mercati nazionali e internazionali, nei mercati che contano. Le nuove misure del PSR consentono anche non solo di dedicarsi all'agricoltura, ma è estensiva anche con filiere turistiche, abbinare il turismo, l'enogastronomia all'agricoltura, Assessore. Eh sì, il modello di sviluppo al quale lavora concretamente il nostro governo è un modello di sviluppo che mette al centro le peculiarità vere della Sicilia e le potenzialità vere della Sicilia, e quindi un modello di sviluppo che guarda l'agricoltura, agroalimentare e il turismo, il tutto messo assieme in un unicum proprio per generare, come vi dicevo poco fa, quel valore aggiunto che è fondamentale per far sì che l'attività agricola sia conveniente, per far sì che gli agricoltori dopo l'annata agraria possano vedere nelle loro tasche il frutto del proprio lavoro e non si vedano recapitare le cartelle esattoriali. Ultime novità, so che avete anche grazie alla collaborazione del nuovo dirigente dottor Dario Caltabellotta, so che state facendo qualcosa, ecco, se ce l'anticipa. Ma sì, un'accelerazione ulteriore sulle misure, sulla decretazione. L'Unione Europea ci ha messo a disposizione in questi anni centinaia di milioni di euro, abbiamo un programma di sviluppo rurale che è di 2 miliardi e 200 milioni e quindi un'importante accelerazione intanto nella emissione dei decreti, che vuol dire denaro vero, soldi, denaro contante che arrivano nelle tasche dei cittadini, degli imprenditori, degli agricoltori e quindi nei territori. E poi abbiamo anche messo a punto con un mio decreto un sistema di coinvolgimento degli attori dell'agricoltura, delle filiere, del mondo scientifico, affinché per evitare i guasti e gli errori del passato le scelte che riguardano il mondo e lo sviluppo dell'agricoltura e dell'agroalimentare siano sempre più condivise e partecipate da chi poi fa agricoltura sul campo. Voi gestite anche la pesca, ecco, una battuta anche sulle nuovissime misure sulla pesca. Eh sì, anche su questo campo tante iniziative, tanti bandi messi in campo, una legge che il Parlamento della Regione ci ha approvato alla unanimità e che mette ordine attualizzando la nobile arte e attività della pesca, rendendola appunto attuale, quindi una legge che parla di autogoverno da parte dei pescatori, di pescaturismo, di ettoturismo, di attività collaterali, quindi di commercializzazione, di accorciamento della filiera, quindi al centro il pescatore non più uno strumento, l'addetto al prelievo del pescato che poi in banchina veniva affidato a chissà quale commerciante o mediatore di turno, ma il pescatore al centro delle politiche della pesca in Sicilia, quindi non più la rottamazione delle barche che sosteneva l'Unione Europea, ma anche qui la valorizzazione per generare sviluppo sano, occupazione sana e ricchezza. Chiaramente sappiamo che partiamo da decenni di crisi che era strutturale perché le scelte probabilmente non erano pertinenti, con attenzione, umiltà ma con grande energia stiamo riorganizzando questi importanti settori per renderli il fulcro del modello di sviluppo economico e occupazionale siciliano. Un'ultima battuta sulla politica, non posso non fargliela, all'orizzonte cosa c'è nel governo Musumeci? Beh, noi siamo al lavoro, per dichiarazioni dello stesso Presidente, un governo regionale che sta bene operando, adeguatamente operando, e quindi continuiamo con la collegialità che ha distinto quest'anno e mezzo, e quindi non più come avveniva spesso nel passato realtà singoli assessorati che agivano, ma un unicum, una squadra di governo che spesso con un approccio che è pluridisciplinare affronta le questioni, affronta i problemi per risolverli in maniera, speriamo, definitiva. Siamo con il cuciniere, lui vuole essere chiamato così, non chef, Peppe Giuffre, che ha intrattenuto qui il pubblico presente a questa prima giornata della 34esima Sagra della Pesca, preparando tante cose, una buona cassata ma anche un ottimo dissetante.
Ma scusate un attimo, qua dobbiamo correggere i titoli d'apertura, perché non è stato Peppe Giuffrea ad intrattenere, ma è stata la pesca di Bivona, perché siamo partiti a speron battuto con una gazzosa, questa bevanda storica siciliana insaporita con un pesto di pesca e menta, che devo dire ha lasciato un po' tutti stupiti, ma tanta semplicità e molto buon gusto. Poi siamo passati a una Sicilia, abbiamo fatto questo tour con la Sicilia, partendo naturalmente a Palermo la cassata, poi siamo andati sull'Etna con un croccante pieno di cioccolato, il pistacchio di Bronte, abbiamo messo giù le nocciole, i pistacchi, siamo arrivati anche ai pistacchi della Valle del Platano, abbiamo messo i pistacchi della Valle del Platano da quella parte, le nocciole l'abbiamo messo su Enna, a Caltanissetta abbiamo fatto i cannoli sbriciolati, perché nasce lì Calattenissa, il cannolo, fin quando non abbiamo raggiunto l'apice. L'apice l'abbiamo toccato con Trapani, perché io trapanese ci ho messo il cuore, ma principalmente l'abbiamo toccato con questo focus che è Bivona, facendo sia tutta la crema che era fatta nella Sicilia con le pesche, ma principalmente creando un trionfo di pesche, tra cui qualcuna caramellata e qualcuna messa nature. Poi hai parlato della nostra cultura siciliana, la tua esperienza anche con DG, insomma tante belle cose. Peppe, la tua grande esperienza al servizio di una cultura siciliana che magari andrebbe più valorizzata. Ma guardi, già lo è, perché vedere gente come questi grandi brand che vengono in Sicilia, che apprezzano e che danno spazio anche a quella creatività made in Sicily, e allora a questo punto io mi sento importante, ma mi sento importante non come Peppe Giuffre che cucina, ma mi sento importante come Peppe, come persona siciliana, come credo che tutti i siciliani dobbiamo essere onorati di fare parte di questa meravigliosa isola, perché le nostre eccellenze sicuramente saranno tutti i siti archeologici piuttosto che il mare, cose varie, ma c'è una cosa che si chiama cucina e una cosa che si chiama i nostri prodotti, i nostri ingredienti, i nostri sapori, i nostri odori, quelli là sono un unicum, quindi portiamo fuori questi. Un'esclusiva per TVA, ecco, una ricetta particolare su cui valorizzare la pesca. Con la pesca, dai. Certo. Allora, ma guardate, se voi prendete, fate qualsiasi crema, che può essere una crema di latte, che può essere anche una panna e cose varie, avete a casa un estrattore, estraete il succo della pesca, lo unite e vi assicuro che già è fatta. Poi se magari sotto mettete un pan croccante o piuttosto un torronaccio di mandorle, poi sopra ancora fatevi una bella schiuma di pesche, frullandole a velocità impressionante, gliela mettete sopra, la mettete un attimo nel freezer e vedete cosa mangiate, è un dolce il saluto pazzesco. del cuciniere Peppe Giuffre per TVA con questa esclusiva ricetta. Grazie di cuore, e viva la pesca di Bivona, viva Bivona e viva anche una meravigliosa isola chiamata Sicilia. 34esima sagra della pesca sta riuscendo bene, ben iniziata, con la presenza di Peppe Giuffre che ha preparato un'ottima cassata, ma si è parlato anche di sviluppo e di tanti finanziamenti che stanno arrivando e di chissà anche un domani di questa creazione del consorzio di tutela, insomma tanta carne al fuoco. Sì, lei ormai ci conosce da tempo e sa bene quali sono le criticità di questo territorio. Lo diceva bene in conclusione sia
sia il sindaco Cinà che l'assessore Bandiera. In questo momento la sfida è coinvolgere il settore privato, le aziende private, il pubblico ha fatto squadra, c'è una grande sinergia tra i sindaci del territorio con le istituzioni sia regionali che statali. In conclusione della programmazione non mancano i fondi, come si è detto bene stasera. Quello che ci vuole è il salto di qualità da parte del privato, la popolazione, chi investe, chi ha deciso di restare, la parte più giovane del territorio ci deve credere. Questo è lo sforzo che noi stiamo facendo, stiamo lavorando fortemente in questa direzione, affinché i nostri giovani credano di riuscire a investire ancora in questo territorio, di poter tornare, di poter restare. Questa è la vera sfida. In questo senso è molto brava nel ricercare i fondi europei. Grazie, io la ringrazio del complimento, è così, stiamo lavorando tanto. Io devo dire, lo dico sempre, ma perché è doveroso ed è così. Noi siamo una squadra e deve essere così. Una pubblica amministrazione che funziona deve fare squadra, anche lei deve dotarsi e avere in mano dei tecnici che siano di qualità. Noi abbiamo questa fortuna, quindi il merito non è mio, non è dell'amministrazione, ma sono dei tecnici comunali che veramente ci vengono dietro, ci danno retta, ci supportano con grande competenza e grande spirito di sacrificio. Questo è veramente... Da questo PSR si ci aspetta molto. Sì, da questo PSR ci si aspetta molto. I fondi POVESR sono ormai in conclusione, quindi quello che resta verrà fuori nel più breve tempo possibile, ci sono molti avvisi fuori, quindi si lavorerà molto. In questo io mi appello, se possibile, non solo al privato, perché tanti di questi bandi non sono più per la pubblica amministrazione, ma sono per le imprese. Ecco, io mi appello non solo alle imprese, ma anche ai tecnici, ai liberi professionisti, che siano di supporto, che si facciano avanti con le imprese, che riconquistino insieme alle istituzioni la fiducia delle imprese nel voler investire e nel voler credere anche nelle istituzioni e nell'utilizzo dei fondi europei. È venuto un appello, giusto per finire l'intervista, su questo benedetto consorzio di tutela che non si vuole formare perché ci sono delle diffidenze, abbiamo ascoltato anche alcuni interventi qualificati. Ma io sono sempre ottimista, sono fiduciosa. Devo dire, hanno ragione i nostri produttori a essere, uso un termine, Peppe Giuffre poco fa ha finito il suo show cooking invitandoci a utilizzare i termini siciliani. Allora questa diffidenza, questo scanto che hanno i nostri produttori è dato da uno scannaliarsi continuo nel tempo, e siccome si fatica a essere presenti sul mercato, a sbarcare il lunario, a garantire il minimo necessario per il mantenimento della famiglia, degli operai che le ditte assumono, dei propri figli, e allora prima di fare un passo è chiaro che lo devono maturare. Io ci credo, secondo me loro ce la faranno a fare questo passo in avanti, ma tanto lavoro deve essere il nostro delle istituzioni. Quindi l'appuntamento è un altro anno, chissà, magari questa nostra intervista possa sperare nei buoni frutti. E io lo spero proprio, spero di darle questa notizia, lo spero veramente tanto, ma per il nostro territorio, se lo merita. Lei presente a questa 34esima Sagra della Pesca di Bivona, nella sua relazione ha evidenziato le qualità nutrizionistiche della pesca, se ce li può sintetizzare. Questo intanto è il frutto estivo per eccellenza, è un frutto importantissimo della tipicità di questo territorio, tra l'altro con un apporto nutrizionale ben bilanciato sotto l'aspetto delle vitamine, dei minerali che rappresentano, diciamo, quell'apporto che è necessario avere ogni giorno nelle nostre tavole. Questo è un frutto importante perché è controllato secondo, come diceva l'assessore, delle caratteristiche che fanno parte, diciamo, della tipicità del territorio, con un frutto che ha appena 39 calorie e con un apporto di vitamine importanti e di sali minerali quali il potassio, il fosforo e il magnesio, che sono importanti nella nostra funzionalità del nostro corpo. Ecco, spesso diceva lei nei ristoranti si porta l'ananas, invece insomma c'è la pesca di Bivona che insomma non ha nulla a che invidiare. Vogliamo fare promozione della pesca di Bivona, però la promozione dobbiamo intervenire tutti, ognuno deve fare il proprio ruolo. Lei pensi che in un ristorante, che noi abitiamo nella patria della dieta mediterranea,
oggi nessuno propina la dieta mediterranea e a maggior ragione nessuno propina la pesca. Si può fare, anziché il classico intermezzo di dolce fatto di panna, si potrebbe fare di pesca, o il sorbetto fatto di pesca, il gelato fatto di pesca e la frutta fatta in mille modi. Un po' di fantasia, ma soprattutto i ristoratori del circondario devono darsi da fare per far sì che questo prodotto venga promozionato, e non con delle iniziative di brochure, di sagre, che sono sempre importanti, però bisogna partire dal basso per avere successo. Ecco, un consiglio, l'ultimo consiglio per gustarla. L'ultimo consiglio per gustarla: intanto questo frutto, come ci hanno detto i produttori, è un frutto che viene raccolto, viene stabilizzato nei centri di raccolta, ed è un frutto praticamente che noi possiamo prendere chiunque, dal bambino fino all'ultra novantenne, ovviamente facendo attenzione per chi è allergico alla pesca. Assessore, allora un buon inizio questo 34esima sagra della pesca di Bivona, con la presenza anche dello chef Giuffè che ha preparato un'eccellente cassata, ma parlando anche di dibattito è venuto fuori anche un'interessante problematica che il territorio, abbiamo visto anche il sindaco, l'assessore Bandiera, insomma le problematiche del territorio sono tante, no? Sicuramente è un brillante inizio, scoppiettante veramente questa 34esima edizione della Sagra Pesca Bivona, con questo importante momento, questo convegno che ha visto l'illustre presenza dell'assessore regionale agricoltura Edi Bandiera e altri illustri relatori che hanno trattato l'argomento pesca bivona in tutte le sue sfaccettature, quindi dalla produzione, coltivazione, commercializzazione, aspetti nutrizionali e dietistici, e una panoramica, diciamo, sulla quella che è l'agricoltura, l'importanza dell'agricoltura nel nostro territorio. È vero, sono state sottolineate con poi anche la presenza, diciamo, molto simpatica del bravissimo chef, anzi cuciniere, come si fa a chiamare lui, Peppe Giuffre, diciamo, l'utilizzo variegato della pesca nella cucina, nella pasticceria. Ovviamente sono venute fuori anche le problematiche, diciamo, che ci sono presenti nel territorio per quanto riguarda la commercializzazione, quindi la mancanza appunto del consorzio tutela, come si è evidenziato, che ovviamente penalizza la presenza, diciamo, nel mercato della nostra pesca, perché non si ha la tutela, appunto, non si ha la tutela del prodotto, per cui tanta altra pesca ovviamente da altri mercati, da altri territori arriva poi nel mercato, e ovviamente si è parlato anche della viabilità. Il sindaco ha giustamente sottolineato il problema della viabilità che penalizza questo nostro territorio, ma con le aree interne, quindi con i finanziamenti delle aree interne che partiranno nel giro di qualche anno, sicuramente avremo un importante impulso da questo punto di vista per poter permettere ai nostri agricoltori, ai nostri produttori di poter posizionare, diciamo, questo prodotto nel minor tempo possibile sul mercato, anche in virtù del fatto, dobbiamo considerare che la nostra pesca è molto delicata, quindi per le sue caratteristiche organolettiche è una pesca molto delicata, che quindi ovviamente va refrigerata, ma che va commercializzata e utilizzata il prima possibile. Ricordiamo che quest'anno la sagra dura 3 giorni, avete fatto anche uno sforzo in questo senso per cercare appunto di continuare a pubblicizzare la pesca, ma dare anche possibilità alla gente anche di divertirsi. Sì, quest'anno abbiamo fatto veramente un ulteriore sforzo organizzativo rispetto agli altri anni, in 3 giorni appunto la sagra della pesca abbiamo avuto anche il supporto, diciamo, di esperti, di organizzatori di sagre e così via, per cui anche l'organizzazione di questo dibattito con la presenza, diciamo, di una giornalista, una addetta stampa, che ha dato anche grande impulso, diciamo, alla pubblicizzazione dell'evento, quindi veramente un grande sforzo organizzativo con il percorso del gusto, il Salone del Gusto, in cui c'è la possibilità di assaggiare, degustare dei prodotti sia dolci che salati, appunto preparati dai maestri chef con la nostra pesca bivona. Quindi uno grande sforzo organizzativo anche per quanto riguarda gli spettacoli, gli eventi, quindi gruppi folcloristici, banda musicale, l'esposizione dei prodotti tipici dell'artigianato o dell'agricoltura, diciamo, del territorio, momenti, diciamo, di
di cabaret, artisti di strada, spettacolo musicale, quindi un grande sforzo e fin dal primo giorno stiamo notando veramente una grande partecipazione e siamo certi, siamo fiduciosi che domani e dopodomani, quindi nelle giornate di sabato e domenica, ci sarà un grande afflusso di persone visitatori che avranno il piacere di gustare la nostra pesca in tutte le sue sfaccettature. Assessore, allora abbiamo assistito alla preparazione di questo dolce fatto dallo chef Giuffrida, un suo commento, un suo parere? Beh, intanto una torta con una forma tutta siciliana, la Sicilia, con rappresentate tutti i comuni capoluogo e tutte le aree di eccellenza non solo della nostra agricoltura ma anche di tutti i nostri ambiti di carattere archeologico, storico, artistico e culturale. E niente, un'esplosione di gusto, l'abbiamo guardata per circa un'ora e quindi insomma il desiderio di degustarla era tanto, ci siamo arrivati, l'energia sufficiente per tornare nella nostra Palermo e per continuare a lavorare già da domani mattina. Un interessante dibattito dove sono emerse tante problematiche cui lei sicuramente ne farà una buona notazione. Soprattutto il piacere intanto di informare il territorio di ciò che il governo Musumeci sta portando avanti su temi importanti quali quelli dell'agricoltura, dell'agroalimentare, ma poi non soltanto, anche abbiamo parlato di sviluppo turistico, abbiamo parlato di finanziamenti per la viabilità di questa provincia che certamente in difficoltà come quella che abbiamo ereditato in tutta la regione, e poi avere il piacere di essere messi al corrente del fatto che questo territorio ha dimostrato di conoscere quella che è la ricetta dello sviluppo e di saperla in parte portare avanti. Accanto a questo c'è stata anche un po' di autocritica da parte del contesto locale, che ha capito che deve compiere uno sforzo per aggregarsi e per giungere al consorzio di tutela della pesca di Bivona IGP per poter beneficiare di tutte quelle importanti aiuti di carattere comunitario. E quindi un percorso che non è iniziato oggi ma che già dà frutti da diversi mesi e che continua lungo questa strada che dobbiamo insieme perseguire per far sì che sviluppo, occupazione e benessere possano essere in Sicilia e per i siciliani, e far sì che sempre meno giovani lasciano questa terra, e chi la lascia per scelta e non perché con le spalle al muro e per estrema necessità. A questa prima giornata della Sagra della Pesca di Bivona abbiamo qui un angolo dove c'è la degustazione. Cosa offrite agli ospiti? Abbiamo fatto tutto a base di pesca, abbiamo fatto per iniziare come l'aperitivo e una sangria a base di pesca con vino bianco, mentuccia, zenzero, limone e lime. Poi abbiamo un risotto sempre a base di pesche, gambero rosso, gambero bianco, gambero rosso di Mazzara, sempre zenzero, coriandolo, un brodo fatto da noi vegetale, e poi abbiamo come dessert delle pesche, come possiamo dire, sciroppate, che l'abbiamo fatta noi, vengono fatte al forno con vino rosso, marsala, cannella, anice stellato e chiodi di garofano. Insomma, la gente avrà modo di gustare questo menù. Speriamo di sì. Cosa pensa di questa iniziativa? Il primo giorno, insomma, è andata bene? Sì, abbastanza. Adesso aspettiamo che arrivano, che c'è la conferenza, adesso arriveranno un'altra settantina di persone, diciamo, e poi vediamo il resoconto domani. Siamo con Gaetano Caramazza, chef, che ha curato un po' tutta quest'area di degustazione. Cerchiamo di fare del nostro meglio, di organizzare le cose bene, con criterio, con serietà, e quest'anno abbiamo sposato questa causa per rilanciare la Sagra della Pesca a Bivona, storica, la 34esima edizione, una sagra che andava a smorzare. Quest'anno abbiamo voluto dare un impulso a quello che è questa sagra e l'economia che gira su questo prodotto d'eccellenza, un prodotto riconosciuto IGT, e quindi già abbiamo un documento ufficiale che dice qual è la qualità, nasce sul territorio di Bivona, insomma è da valorizzare, da potenziare, da commercializzare.
in maniera più massiccia e quindi dare respiro a questa terra. Insomma, sarà impegnato qui 3 giorni, perché la sagra quest'anno dura 3 giorni con tanta gente che avrà modo di gustare questo menù ricco che avete preparato. Noi abbiamo voluto fare, sposando la pesca con altri prodotti, abbiamo voluto creare i 3 prodotti trainanti, un dolce, un primo piatto, un risotto con gambero rosa, gambero rosso e pesca, quindi abbiamo sposato i colori della pesca con questi 2 crostacei e abbiamo dato il primo piatto da fare, la gente sta rimanendo soddisfatta. E poi abbiamo preparato una pesca al nero d'avola marsala, che è una squisitezza, e infine abbiamo creato quella sangria di vino bianco, uno chardonnay aromatizzato. Speriamo che la gente quest'anno lo gradisca. L'anno prossimo potenzieremo anche con un secondo, con un antipasto, vedremo di fare qualcosa di più. Un saluto a tutti, vi aspettiamo a Bivona per la 34esima sagra della pesca bivona. Accorrete tutti!